Hola amigos! Calma, calma. Salve Vayu, buonasera ragazzi. Eccoci qui con un nuovo video. Non volevamo svelare la mentalità, ma... Si è svelato subito. La mia la sveleremo dopo, va bene? Che è più difficile. Non si può trovare. Partita vinta contro il Parma per 4-0 dal nostro Napoli. Luca, mio nipote, siamo qui nella sua cameretta. Ciao Aiu. Napoli, in via, non diciamo... Perché che bello, Parco dei... No, non si svela. Eccoci lei è qua, famoso, eccoci guarda qua. una breaking news. Allora, ragazzi, grandissima vittoria dei nostri supereroi. Supereroi, tu contrario. Eccoli qua. E, Spendiamo qualche parola prima per il Parma, che comunque Parma sembrava prima. una squadra ostile. Allora, il Parma non ha fatto la sua miglior prestazione oggi. Che il Parma che conosco io è quello là 3-3 contro la Juve. No, Quindi aspettavo di più dal Parma, un 4-0 no, 2-1, 3-1. Sincero, anche da parte del Parma, sconfitta del Napoli. Sconfitta del Napoli. Scusa, non continua. Continua, è che sei un decimo video. Si vede che siamo parenti, dice. Allora, Vai. volevo dire, No, guarda. aspettavo che il Napoli, Aspetta, vai, aspetta. Vai. aspettavo che Napoli, Parma, 4-0, vai. allora, mi aspettavo che il Parma vincesse stasera, che comunque da come sta giocando il Napoli, veramente potremmo perdere pure contro lo Zurigo. E vabbè no, comunque il Parma... ma secondo me il Parma... La formazione del Parma non è da buttare. Vabbè, sì. Attacco... Comunque all'attacco che viene da tutti e tre gli attaccanti dalle big vengono, Biani dall'Inter, Gervinho dalla Roma e Inglese vabbè, dal Napoli, 50... Vabbè, Inglese sta in prestito. Vabbè, in verità col Napoli non ha mai giocato Inglese. Ha fatto solo paura. Fiocco, calma. Giustamente ha visto che lo stiamo un po' escludendo e Fiocco dietro. Non si vede. Ah, sì, si intravede. Vabbè, sei la freccia. Giusto. No, vabbè, quindi comunque il Parma ha fatto la sua figura, però il Napoli è stato nettamente... No, di merda no, è stato comunque superiore il Napoli. Io sinceramente ragazzi mi aspettavo che il Parma facesse una partita maggiore. Vabbè, forse non è il Parma della Juve che riuscì a pareggiare 3-3, non è il Parma che ha messo in difficoltà altre grandi squadre, però comunque ha fatto una sua partita e il Napoli è stato magari superiore anche perché comunque stasera senza Insigne forse si sono stati un po' gli schemi si sono trovati un po' spiazzati, che Insigne fa sempre le stesse giocate magari mo invece con non dire riesci a dire più forte. No, vabbè, che non aveva da pallonate a sé per stasera perché ci sei Insigne. Chi ha segnato i gol, diciamolo? Allora, Zielinski gol. Che è più bello l'assist di Sai che il gol di Zielinski, che comunque il portiere si è addormentato, ha visto un attimo una bella ragazza e si è afflosciata. E può capitare. Poi il gol bellissimo di Milik su punizione, bellissimo, sotto la barriera, alla Ronaldinho. Poi il terzo gol, sempre Milik. Com'era il terzo gol di Milik? Com'era il terzo gol di Milik? No, vabbè, un quarto gol in casa. Vabbè, era bello comunque. Vabbè, va, comunque 4-0. No, 4-0 sole. Poi, ci ricordiamo. E poi una bellissima azione. Finale, Onas ha fatto il poker. Vuoi dire chi è stato per te il migliore in campo? Migliore in campo, Pagelle di Luca. Vai. Migliore in campo è Milik stasera, che già ricordiamo terzo gol, ma non certe cose. Secondo Koulibaly. Koulibaly immenso, Koulibaly sempre. Però un po' tutti hanno preso secondo me un 6,5-7 stasera, sì, no? Sì. Alan ha recuperato forse quello che ha giocato un po'
peggio, cioè no peggio, Meno meno meglio. bene, meno Meglio. bene. Ah, stiamo parlando proprio italiano. Va bene, Comunque è stato Callejon, ma no perché Callejon ha già fatto una brutta partita, perché Callejon aiuta più la difesa e quindi si sente poco, anche in zona gol. Che era capitano stasera, Caglioni. Stasera capitano, Forse è si è stato, gli ha emozionato un po'. pesato la fascia, infatti camminava proprio. Zombie. È storto. Vabbè, diciamo che c'è stato anche un rigore per il Parma Un rigore per annullato il poi. Parma che è stato annullato per fallo precedente. Grazie al VAR per il fallo precedente su Oggi è una Caglioni. cosa buona da fare, sempre la prima cosa che fa un bene a noi è non la Juve. Infatti, ma Perché, stasera ragazzi, non ho nulla da dire. Devo dire la verità. parliamoci. Il VAR è stato usato correttamente. Parliamoci faccia e faccia. Perché quando la Juve subisce, voi non potete, cioè io ho capito che non si sbagliano, ma perché quando la Juve subisce un fallo stanno un'ora e mezzo e l'arbitro puntualmente va sempre vicino allo schermo e con le altre squadre l'arbitro ha allo schermo Non ci una va. volta su 3? Ma è una domanda che non si fa. No, è difficile, cioè. Ma perché Contro per esempio anche contro la Sampdoria, cioè chi l'aiuta a breve, tu tocchi che è stato fatto un'ora e mezza prima. infatti ha ricordato un po' quell'azione là. Stasera sono andati a vedere un po'. No, perché Un po'. l'aveva toccata prima Devo e dire la quindi era verità. stato fuori gioco. Infatti, ma perché questo? Perché stavamo a meno 16 e quindi Napoli poteva anche vincere. Ma se stavamo a meno 3, meno 4, veniva annullata Allora, io penso che ovviamente non è più la Juve di prima casa roba poi il partito, perché comunque No, ma ormai il vantaggio è grande, quindi si possono permettere anche di pareggiare o di non essere allora, aiutati. io non penso che allora, per Però- me la gente che dice che la Juve è ladra, cioè per me sono ignoranti. Andate a lingua, mi piace. Perché vi spiego perché. Perché la Juve ha pagato per quello che ha fatto precedentemente, che prima le partite se le rubava veramente. Ma ora non penso più che rubi. L'unica cosa, se tutti gli altri sono gioventini e quindi siamo a braccia croce. Ma perché stiamo parlando di Juve? Ah, come fosse? Basta i non colorati, Basta. altri pure. Poi, allora, dobbiamo dire i voti. Ma fai i voti? Dai, Cioè, voti, vai. Voti? Se no- Sciacco, che fai? Non fai uscire. Allora, voti di Luca Esposito. Ciak. Meret. Questi invece di guardarvi lo studio, là, non ha dato a noi, è più bello. Invece di guardare Sky o ad amico, là, commento sta rifatto, tecnico, guardatele queste a cose noi. che non impariamo più assai. Bah. Quindi, Voti. Meret. Meret ha subito pochi tiri, comunque Ha fatto una parata buona. una parata buona e qualche rilancio un po' Sbagliato. sbilicco. Vabbè, che voto 6 e dai? mezzo, 6 e mezzo, se lo fa 6 e mezzo. Malquin, Ma qui ti sai. Malquin, partiamo da Malquin, che secondo me ha fatto una buonissima partita, l'ha detto anche il telecronista, solo in quelle occasioni del fallo che poi non è stato dato il rigore. Che aveva provocato il rigore, praticamente. Cioè, Stava un po' scomposto. quello era rigore, cioè quello l'arbitro No, il rigore c'è che è arrivato un po' scomposto. Sarebbe stato rigore però per il fatto del... L'azione che stava andando avanti irregolarmente, che stava sospendere il gioco per il fallo. Quindi anche un buon lavoro degli arbitri. Vabbè, quindi a parte il rigore provocato ha fatto una fatto buona buona- prestazione. 7,5. 7,5. Isai, che ti è Isai- piaciuto l'assist, si è detto? Isai mi è piaciuto molto l'assist, molto, con l'esterno, anche se l'aveva usato di Del sinistra. gol di chi? Il gol di... mi pensavo di Milik, non ti ricordi? È Poi... stato quello di Milik. Ti è piaciuto il terzo gol di Milik? Sì! Dopo ci vediamo gli highlight. No, ma secondo me è stato. Ma pure io sai, c'ho un voto. Ah, mi sono ricordato! Era da È stato 2 tipo- contro 1. Sì, è stato come un rigore in movimento, se non sbaglio. L'ha No, vabbè, era piazzata. fuori aria. No, però diciamo stava centrale. No? Sì. No, E ma là un bel anche gol, Milik ha mostrato che comunque lui ha la stoffa da attaccante centrale perché ha pensato alla... Per me gli attaccanti centrali che davanti alla porta non passano il pallone hanno ragione perché loro devono pensare alla classifica marcatori. Pure se era Ronaldo, Piatek che deve prendere Ronaldo, si tirava e si Allora, ma non questo video, no? tirava. Ma cosa sta facendo? Sta facendo Stiamo, ancora? stiamo facendo la quinta. Ah. I voti di Vabbè, ormai Esposito. tra
entrare. Poi sta pure Mario. Ma Gesù, eccolo. Buonasera, buonasera. Mario, mio cognato, Direttamente dalla chiesa. Direttamente da Scampia. Siamo tanti voti. Lui è stato il più felice di questa sera perché ha segnato Milik a fantacalcio, Zielinski che non aveva messo. Good night. E No, assist ma di- peraltro abbiamo visto risultare mezz'ora prima che segnava Milik. perché il noi nostro- abbiamo il... il nostro Sky è arrivato il segnale un po' in Il nostro ritardo Sky, e... Che applicazione usi? Non facciamo pubblicità, possiamo fare pubblicità, no? No, quella del fantacalcio. Ah, il fantacalcio hanno avvisato. La notifica del fantacalcio. O One Football. Lega del fantacalcio. Comunque, Stavamo dicendo i dici voti, vai. Scende rotto, si può. Quindi. E ti prendiamo, Passaggio di vai. Sai. Vai. Il passaggio di Sai. E quindi diamo un 7,5? Anche, 7, vabbè. 7. Ci mettiamo presa di Ma fila stanno via andando i 7 e vari, mezzo. 7. Koulibaly Koulibaly 8. 8 e mezzo. Io sono bravo, non so come Maximovic Maximovic Zlatan Ibrahimovic perché si è sentito poco. La distorsione alla caviglia, distorsione non so quello che Il era. primo già in onda, il primo video. Già in onda. No, il primo video l'abbiamo cancellato. Ah, Stiamo bolito. facendo sì. Stiamo rifacendo. Ah, ma ci vuole brisce pure da tirarsi. Dimmi, vai. Continua. È improfessionalità proprio. Dimmi, no. No, sbottisci. Interrotti a prezzo filo, vai. Luperto, poi è tanto Luperto. frutto di Luperto, anche dei subentrati. Luperto 6,5. Roberto, vabbè, ha giocato poco. Non è che- Il nome, non ti piace il nome, Lupo. Lupo. Luperto, Luperto. O panda. Poi, vabbè, c'è stato Alan. Alan che ha recuperato un sacco di palloni. Alan un sacco di palloni, di più il secondo tempo, il primo tempo un po' spento. Anche la partita con il Brasile aveva già capito, ci vediamo te pallone, ha giocato col Brasile, non ha preso più. Però No, ci sì, sta. ha giocato meglio delle ultime. Sì. No, ma tutto il Napoli ha giocato meglio delle ultime. Ma velocizziamoci un attimo. Sì, Zielinski perché Zielinski una buona uno dei partita, migliori. uno dei migliori. Dei migliori. Oh. Milik, vabbè, ha fatto la doppietta, quindi penso comunque. Milik ha fatto la E doppietta poi migliore in ha campo, avuto abbiamo detto. ha avuto anche altre occasioni. 9, io sono bravo, 9. Onas è entrato, ha segnato un bel gol. Onas è entrato, ha Preciso, segnato. freddo. Ah, poi Un'area da pallonata a soprattutto Pepe. che Pepe, a Pepe, che a sì. Pepe che lo basetta. Sepe. Dobbiamo dire che Onas davanti alla porta è il più freddo secondo me della squadra. Infatti sì, la manica Si l'ho chiama vista. Manica. La maglietta l'ha Casciato. parata No, i Manica. guanti ce l'aveva Fabiano Ruiz, in verità, che Ah, boh. Fabiano Ruiz Fabio voto- Ruiz sempre in tema natalizio, sempre un chilo Quando quando io- è no, era- Augusto. Quanto gli dai a Fabiano Ruiz? Fabio Ruiz si è visto poco, però ha fatto molti recuperi di palla, si sta migliorando in difesa. Quindi 7, sincero 7. E Mertens che non ha riuscito a segnare. Intanto Fiocco ci ricorda che il video sta venendo molto lungo. Se lo vogliamo sintetizzare. Vieni, vai, continua. Allora, le dai. Mertens. Allora, Mertens, partita molto giocata su buoni livelli, però gli manca quell'istinto del gol che, che lo porta a 8 in classifica marcatori. Poi ci stiamo scrutando. Verdi, sta facendo pure i manchinari. Verdi è entrato. Verdi è entrato, ha fatto un buon assist, buon qualche inserimento che poi ha fatto buona partita. Diamo un 7, 6,5. Sì. Ah, Mertens abbiamo preso 7, Mertens 6,5, 7. Poi, finito? Penso non ci siamo dimenticati nessuno. Nessuno. Ancelotti. Vabbè, cominciamo, finiamo il video come 6,5, 7. finiamo il video come l'abbiamo incominciato. Dedicate ai nostri eroi. Stiamo cercando con corretto male. Aspetta. Ragazzi, prossimo Ragazzi, video vi non lo so salutiamo. se lo farò perché sarò in aereo mentre giocherà contro la Juve, Già me la se va, prendo già se pure la va. partita. No, la settimana prossima. Prossimo video contro i non colorati che Brutto, stanno fame. temporaneamente meno. Ah no, siamo noi a meno 13. Gradi. Magari non lo meno 13. Noi meno 13.
vittoria che non servirà a molto se vinceremo a Napoli, ma comunque l'onore e la gloria, questo che conta. E niente, forza Napoli, in Europa League soprattutto, che dobbiamo investire questo è più. l'anno buono, oggi. Questo è un anno buono, può essere. Devi massare contro il Ricordiamo che non ho fatto il video, quindi 2-0 contro il Zurigo, partite che io non mi sono visto. Abbiamo fatto la giornata musa. Mi sono sposato in chiesa, quindi questa settimana è stata proprio più è testimone, quello purissimo stava lì. Testimone, 11 anni da testimone. Comunque, e niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Se non vi iscrivete, Come lo lasciano un like? con il pollice. Con il pollice, lasciate un like con il pollice, Con il mignolo. lasciatelo con il naso, Ci fatto con il mignolo. con il mignolo e con il pollice. E iscrivetevi al canale. Anche ci vediamo l'iscrizione con il al prossimo pollice. video. Mi piace cosa. Però col Se pollice ne fate una cosa, iscrivete, mettete mi piace, poi guardate il video, è meglio, no? è meglio. Bacio forte, ciao pure Mario. Ciao. Ciao, Ciao. e sempre forza Napoli!